Salve a tutti, oggi vi parlo di una bulbosa primaverile, in particolare l'Amaryllis, che qui vedete in due confezioni, un Amaryllis bianco e uno rosso. Sono due piante bulbose che sono da pochi giorni in vendita al Lidl al prezzo molto conveniente di 2,99 € ciascuna, praticamente 3 euro a scatola. La confezione è molto bella, come vedete, e vi mostra già come sarà la pianta una volta che sarà fiorita. Allora, assieme a voi io l'ho già aperta, ma vi faccio vedere il contenuto, che è uguale per qualsiasi tipi. Mi dimenticavo di dirvi che in vendita c'è quella bianca, quella rossa che ho preso io, e più ce n'è un'altra che è bianca e rossa. Dunque all'interno trovate due sacchetti di plastica che contengono in sostanza della torba, ecco qui, e in più un vaso in plastica da 14, un sottovaso e poi il bulbo. Allora, io ho già provveduto a rinvasare i bulbi e ho deciso di non utilizzare questi vasi di plastica, e per quanto riguarda anche il terreno ho preferito fare una cosa più artigianale, nel senso che la torba trattiene molto l'acqua, è molto leggera come substrato, però trattiene molto l'acqua, e quindi c'è il pericolo che se io riempio questo vaso con questo terreno e lo bagno, può darsi che si accumuli troppa acqua, faccia fatica a smaltirla e di conseguenza il bulbo ne risente e marcisce. Allora, per evitare questo ho fatto un altro sistema. Ho utilizzato un terreno di buona qualità che utilizzavo per altre piante, che ha una buona percentuale di torba, a questa e ha anche elementi nutritivi. A questo ho aggiunto anche della sabbia di fiume. Allora, la sabbia di fiume, mi raccomando, sabbia di fiume, non sabbia quella che si trova nelle spiagge. La sabbia di fiume la potete trovare dove vendono materiale per l'edilizia. Un sacchetto, mi pare che pesi 25 kg, costa circa 2,50 €. Io ho trovato qui nella mia zona. Ok, fatto questo, mescolate, allora fate in pratica un terzo di terreno universale, ma che sia molto leggero e di qualità, mi raccomando, non lesinate sul terreno, un terzo di sabbia, e poi ho aggiunto un terzo circa di stallatico pellettato per dargli sostanza. Dopodiché, e adesso vi faccio vedere nelle immagini, ho utilizzato i vasi in terracotta dei ciclamini dell'anno scorso e lì ho messo il bulbo. Sul fondo del vaso in terracotta ho messo, e vi consiglio caldamente di farlo, dell'argilla espansa, perché serve a far defluire l'acqua, altrimenti, torno a ripetere, c'è il pericolo che il terreno si inumidisca troppo e quindi c'è il ristagno idrico e di conseguenza il bulbo marcisce. Poi il bulbo, come vedete dalle immagini, non è coperto dal terreno, l'ho tenuto praticamente un terzo sopra e anche un po' di più a contatto con l'aria. Questo perché l'ho visto anche in altre riviste che fanno così, quindi non coprite tutto quanto e lasciate la punta. Una volta che avete fatto questa operazione di rinvaso, cosa dovete fare? Dovete prendere questi vasi e metterli in un posto buio e fresco, quindi io vi consiglio la cantina come ho fatto io. Devono passare circa 40-60 giorni il bulbo nella cantina, e l'annaffiatura che avete fatto una volta piantato il bulbo praticamente dovrebbe rimanere per i 40-60 giorni, visto che in cantina la temperatura è bassa, non c'è luce e quindi non c'è
una evaporazione sostenuta. Comunque ogni tanto magari mettete un dito sul terreno per vedere se è asciutto, quindi in sostanza non dovrete più bagnare. Passati i 40-60 giorni dovreste vedere i primi germogli del bulbo. A quel punto cosa dovete fare? Dovete togliere dalla cantina i vasi e portarli in un ambiente più caldo, diciamo attorno ai 15-18 gradi, quindi non caldissimo, magari in un corridoio anziché nella cucina dove la temperatura è più alta, e lì li dovete lasciare finché non vedete che sta spuntando il fiore. Qui diciamo dal punto di vista temporale dovrebbero passare circa 2 settimane. In questo periodo la pianta deve rimanere sempre in ombra, quindi o gli mettete per esempio un imbuto di carta in maniera tale che sia sempre all'ombra. Quando poi vedete che il fiore sta per sbocciare, allora potete togliere il cono, l'imbuto diciamo di carta, e lo potete lasciare lì, e lui comincerà a fiorire. La fioritura dura circa 2-3 settimane. Questo è il processo, mi ero scordato di dire la cosa più importante, di fioritura forzata, nel senso che l'Amaryllis, come anche il Giacinto, sbocciano in primavera, ma seguendo questo procedimento che vi ho detto, voi avrete delle fioriture nel mese di dicembre e potete tenere la pianta tranquillamente in casa. Ora, questo processo che io vi ho appena detto va bene anche per il Giacinto, ecco qua. Allora, in questo periodo li trovate in vendita un po' dappertutto, i prezzi variano e di solito in questi sacchetti ce ne sono 5 per esempio, e il procedimento per il Giacinto è praticamente simile a quello che vi ho appena detto, salvo che il bulbo deve stare un po' più interrato, solo la punta deve restare fuori. Un altro consiglio che vi do è questo: in un sacchetto dove ce ne sono 5, non piantateli tutti contemporaneamente nel terreno, piantateli magari 3 e 2 li lasciate da parte per il momento. Perché? Perché se voi li piantate tutti e 5 nello stesso momento, fra 2 mesi fioriranno tutti contemporaneamente e quindi è il caso di scaglionare le fioriture. Quindi ne piantate 3 adesso nei vasi e dopodiché aspettate magari 15 giorni e dopo piantate gli altri 2. In questo modo avrete a dicembre 3 giacinti in fiore. Quando i giacinti, questi 3, sfioriranno, ne avrete altri 2, quindi potrete godere di una fioritura più prolungata. Allora, se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere mi piace qui sotto e anche ad iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.